Più di 50 mappamondi accesi nella penombra per invitare a rallentare, sognare e ripensare il mondo. È l'appuntamento presentato al Museo di Geografia dell'Università di Padova, a Palazzo Wallenborg, dal curatore Giovanni Donadelli, in mostra tutte le domeniche pomeriggio dalle 14:30 alle 18 fino all'11 gennaio. Eva Goodnight è un'installazione immersiva tra le più grandi esposizioni di mappamondi luminosi mai realizzate in Italia. Il pubblico è invitato a entrare in una simbolica camera da letto illuminata da globi di epoche e colori diversi. Questo è un globo che, come vedete, è in cirillico, che è stato acquistato online, usato chiaramente, da un ragazzo ucraino che vende questi globi che sono di produzione chiaramente russa, vedete appunto i simboli che lo richiamano, molto piccolo e molto comune, è stato uno degli oggetti, diciamo, che hanno accomunato l'infanzia di due popolazioni che oggi sono in conflitto tra loro e che invece hanno avuto diciamo, modo di sognare sulle stesse sfere. Un'esperienza che richiama i sogni d'infanzia e l'immaginazione come forza capace di leggere e trasformare un pianeta segnato da tensioni e disuguaglianze. Questa collezione porta appunto a una stratificazione storica anche delle grandi trasformazioni che modificano i confini degli stati, ci consente di dire che nulla è fisso, nulla è dato e che forse anche i grandi conflitti globali che animano purtroppo le cronache contemporanee in realtà nascono da delle riflessioni e delle appropriazioni che forse possiamo discutere insieme per immaginare un futuro più inclusivo.